Euroregione.news. Vicino lontano Mont, il prossimo futuro. Sabato prossimo 13 agosto alle 18 a Fornia Voltri, in una location suggestiva con vista sulle più belle Dolomiti friulane, un incontro dal titolo Scenari di un prossimo futuro con Roberto Siagri, Marco Pacini e Marino Firmani. I cambiamenti climatici non sono un argomento astratto, sono un argomento concreto. Dobbiamo dare priorità a questo argomento per tutelare e difendere il nostro futuro. E lo dobbiamo fare anche con degli interventi, declinando i concetti che ci vengono suggeriti in merito a consumare in modo diverso, in merito al riciclo, in merito al riutilizzo del prodotto attraverso la rilocazione dei cicli produttivi, ma entrando in una logica soprattutto di abbandonare il carbonio fossile e di avviare dei progetti concreti che riguardano l'energia rinnovabile. Bene, su questo argomento ho voluto approfondire attraverso la enorme letteratura che c'è attorno a questo tema, mettendo in evidenza due libri importanti: La servitizzazione di Roberto Siagri, noto imprenditore e noto innovatore nell'ambito della tecnologia, e Pensare la fine di Marco Pacini, giornalista, filosofo, che attraverso un saggio scientifico evidenzia una sua scuola di pensiero. Bene, queste due scuole di pensiero hanno un unico obiettivo, quello di salvaguardare il pianeta, quello di rispettare l'ambiente. Lo fanno però con due strade diverse. La prima, quella di Roberto Siagri, che si affida a una speranza che nutre attraverso l'applicazione della tecnologia digitale per avere un futuro sostenibile. La seconda, quella di Marco Pacini, invece, che ci richiama a una consapevolezza del ritardo con cui stiamo affrontando questi temi e la certezza che dobbiamo cambiare assolutamente i nostri stili di vita. Rispetto a queste due scuole di pensiero ho avuto l'idea, e l'ho proposta vicino lontano alla Presidente Paola Colombo, che poi ha voluto inserire questa idea in Vicino lontano Mont, per portare questi due autori di fronte a una platea, di fronte a un pubblico, per raccontare le loro scuole di pensiero, perché per noi è importante interpretare qual è la strada migliore per rispettare l'ambiente, per costruirci un futuro tutelando i nostri stili di vita e il nostro benessere, ovviamente. E lo faremo con un incontro che si svolgerà sabato 13 agosto alle ore 18 nel villaggio dolomitico a Piani di Luzza. Io avrò il compito di moderare questo incontro e avrò anche il compito di evidenziare alcuni aspetti nodali che riguardano la tecnologia del futuro e il suo impatto sull'ambiente, che riguardano gli effetti e i riflessi che si avrà nei confronti della democrazia, della demografia e delle disuguaglianze, quali saranno anche le strade da percorrere rispetto a due posizioni nettamente distinte, quello della decrescita e quello della crescita, e analizzeremo anche quali sono i suggerimenti che vogliamo dare ai giovani per una loro formazione che sia rispettosa del loro futuro. L'obiettivo dell'incontro è quello di far emergere quelle verità a cui ci dovremo affidare per tutelare il nostro futuro. Vi aspettiamo sabato 13 agosto alle ore 18 a Piani di Luzza. Da Fornia Voltri, Marco Mascioli. Euroregione.news.